Al di fuori dell'abitazione è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblici e aperti al pubblico. Mascherine obbligatorie all'aperto in Veneto dalla mezzanotte di oggi. Sforati tutti i parametri che da lunedì faranno entrare la regione in zona gialla, il presidente Zaia anticipa la misura ed emana una nuova ordinanza con regole e raccomandazioni che resteranno in vigore fino al 16 gennaio. Mascherine sempre indossate dunque, ma anche una stretta su ospedali e RSA con aumento della frequenza dei tamponi sul personale. Prevedendo un test ogni 4 giorni, quindi i nostri dipendenti, per capirci, o quelli delle case di riposo, avevano un test ogni 4 giorni. Era ogni 10 prima. Indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi. La circolazione del virus in Veneto è altissima e si rialzano le barriere di protezione nei confronti dei più fragili, a partire dagli anziani ospiti delle RSA. Sono sospese le visite agli ospiti delle strutture residenziali, cioè le RSA, per anziani e non autosufficienti da parte dei minori di 12 anni. Questa è proprio anche l'indicazione internazionale per l'alta circolazione del virus in fasce d'età così basse. Altra misura dolorosa a ridosso del Natale è la sospensione dei rientri in famiglia degli anziani in casa di riposo, salvo eccezioni con tampone e quarantena al rientro. Il contesto a casa di riposo qual è? Test ogni 4 giorni a tutti gli operatori, test ogni 10 giorni a tutti i presenti, cioè gli ospiti, e chi esce, quando rientra si fa un tampone al primo giorno, un tampone al settimo giorno e resta in isolamento i 7 giorni. Stessa roba vale per il nuovo ingresso in casa di riposo. Obbligo di quarantena e DAD in attesa del test anche per gli alunni delle scuole in caso di un positivo in classe. Non è che finito la lezione in DAD, te toi a borsa, te vai a giocare a calcio, vai a danza o vai a giocare a rugby. In quei 2 o 3 giorni o 24 ore, quello che sarà. Ma c'è l'istituto della quarantena che dà modo al genitore anche di avere, diciamo, la possibilità di invocare la quarantena per problemi lavorativi. Poi l'ordinanza contiene una serie di raccomandazioni: autoisolamento fino all'esito del tampone in caso di sintomi anche lievi come mal di gola o raffreddore, adesione alla campagna vaccinale anticipando a 5 mesi la terza dose, agli enti locali la raccomandazione di prendere misure per evitare assembramenti, infine in vista di cene e riunioni familiari arieggiare i locali ed eventuale test rapido prima di incontrare parenti o amici, con tanto di dimostrazione pratica del presidente. Se si vuole un test rapido, che sarà anche tanto contestato, però insomma è sempre meglio che senza. Le prossime settimane saranno decisive, continua il governatore. Se siamo fortunati il picco lo passiamo tra fine dicembre e la prima settimana di gennaio. Considerate che oggi siamo al picco massimo dell'anno scorso.